Violenza sessuale in pieno giorno a Vicenza, momenti di terrore per una 35enne autista di un pullman di linea di una compagnia privata di trasporto. L'aggressore è un nigeriano di 31 anni già noto alle forze dell'ordine clandestino nel nostro paese. Quartiere Villaggio del Sole, via del Carso, ore 9:30 del mattino. La conducente dell'autobus ha fermato il mezzo nel parcheggio, ha finito la corsa e mentre aspetta di ripartire sta sistemando e pulendo il mezzo come fa ogni volta. Certo, non può immaginare cosa accadrà di lì a qualche minuto. Nota infatti un uomo di colore che si avvicina al mezzo, crede abbia bisogno di informazioni, apre le porte e questo senza aprire bocca sale e subito le salta addosso, l'aggredisce, la palpeggia ovunque. Lei cerca di divincolarsi e nel farlo cade a terra di schiena, sbatte la testa, lui gli è sopra, cerca di sfilarle i pantaloni, sono minuti concitati. Fortunatamente le sue urla di aiuto sono state udite da qualcuno. Il passante ha sentito le grida disperate della donna e quindi è intervenuto fattivamente per liberarla dall'aggressione del soggetto. L'uomo, oltre a colpire l'aggressore facendolo scappare, lo immortala col cellulare mentre se ne va. Una fuga di pochi minuti, qualche strada più in là, in via Battaglione Aosta, il nigeriano urta un'anziana con la nipotina di 10 anni, facendola cadere a terra, ma l'uomo non ha fatto i conti proprio con la ragazzina. La bambina ha avuto la prontezza di spirito di avvisare il 113 e quindi in questa seconda fase, quella dell'inseguimento, ha consentito poi alla volante che era sulle tracce del fuggitivo di poterlo bloccare all'interno di un condominio. Un vicolo cieco per il nigeriano che alla fine viene arrestato, per lui l'accusa di violenza sessuale aggravata oltre ad altri reati. In Italia dal 2016 con una richiesta di asilo negata, oggi clandestino, pregiudicato, carattere irascibile, era già stato arrestato dalla Polfer qualche settimana fa, ma era tornato libero.